In tutte le case si prepara il caffè con la moka, ma per farlo a regola d'arte venite con me. 5 sono le regole da seguire per preparare un caffè napoletano DOC. Quali sono, Michele? Noi napoletani, nel corso degli anni, abbiamo codificato 5 regole che, se esattamente rispettate, permettono di realizzare un ottimo caffè napoletano. Iniziamo dalla prima regola, che corrisponde alla lettera A. Sì, perché sono 5 regole che sono come le prime 5 lettere dell'alfabeto. A come acqua. L'acqua che deve essere versata nella moka deve essere fresca e povera di calcare. Io sconsiglio di versare all'interno della macchinetta l'acqua bollente, perché l'acqua deve bollire stesso all'interno della macchinetta. Veniamo alla seconda regola. B come bordo. L'acqua deve essere versata fino alla valvola di sicurezza, perché questo è il limite che ci permette di individuare la corretta quantità di acqua che deve essere utilizzata per realizzare il nostro caffè. C come cupolina. Sì, cupolina riguarda la polvere di caffè che deve essere versata all'interno del filtro. Molti la livellano, molti praticano dei forellini nella polvere di caffè. Noi napoletani principalmente preferiamo realizzare una piccola cupoletta. Chissà, forse perché ricorda il Vesuvio. Sicuramente non va mai pressata. No, noi consigliamo la cupoletta. Veniamo alla quarta regola, D come durata. Sì, una volta che la nostra macchinetta è pronta, va messa sul fuoco e deve essere messa a fuoco lento, perché dobbiamo dare al caffè il tempo di realizzarsi, il tempo giusto. L'ultima regola d'oro? E la lettera E come espresso. Se si rispettano tutti questi passaggi, sicuramente il caffè realizzato sarà a regola d'arte, buono come quello del bar, quindi espresso. E invece per servire un caffè a regola d'arte? A una perfetta padrona di casa deve rispettare alcuni passaggi, in modo che farà una bella figura con i propri ospiti. Il primo segreto è quello di girare il caffè stesso all'interno della macchinetta. Perché? Perché il caffè napoletano presenta una parte sopra in superficie cremosa e la parte di sotto più liquida, quindi girandolo permette di miscelare bene il nostro caffè. Inoltre il caffè va zuccherato stesso all'interno della macchinetta. Però c'è anche chi come me lo preferisce amaro. Allora, in questo caso una perfetta padrona di casa servirà il caffè amaro, ma darà ai propri ospiti una scelta di dolcificanti, dallo zucchero bianco allo zucchero di canna, fino ad arrivare al dolcificante, in modo da accontentare tutti i propri ospiti. Insieme al caffè va servito anche qualche altra cosa? Sì, il caffè deve sempre essere servito con un bicchiere d'acqua, perché serve per pulire la bocca e preparare il palato alla degustazione. E infine, noi napoletani preferiamo servire il caffè nelle tazzine di porcellana, magari con la forma bombata, che è la classica forma napoletana. Non ci resta allora che provare un caffè tradizionale DOC napoletano. Proviamo questo caffè. Care casalinghe, provate a realizzare nelle vostre case il caffè napoletano rispettando queste 5 regole e vi assicuro che farete un figurone con i vostri ospiti.